Buongiorno, bentrovati al nostro consueto approfondimento dedicato alla salute. Tema di oggi: le patologie infettive in età pediatrica, condizioni molto frequenti nell'età infantile. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del mio ospite. Saluto e ringrazio il dottor Gian Giacomo Nicolini, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria all'ospedale di Conegliano. Buongiorno e ben trovato, dottore. Buongiorno Alice, grazie dell'invito. Grazie per essere con noi. Tra l'altro lei è proprio specialista in malattie infettive, quindi grazie al suo contributo oggi potremo davvero capire un po' di più di queste condizioni che mettono sempre in agitazione, in preoccupazione mamma e papà. Capiremo come diagnosticarle, come curarle, ma soprattutto come prevenirle. E quindi iniziamo dalla prima domanda. Le chiedo cosa sono le malattie infettive, perché oggi ci troviamo qui a parlarne. Abbiamo anche una diapositiva che ci aiuta a capire un po' meglio queste condizioni. Prego. Benissimo. Ma dunque siamo qui a parlarne perché le malattie infettive fanno parte della pediatria, logicamente, delle patologie pediatriche, e sono prevalenti come patologie in età pediatrica, specialmente in questa stagione invernale dove logicamente tanti genitori si preoccupano perché i loro figli hanno sintomatologia caratterizzata, vedremo dopo, da febbre, mal di gola, mal di orecchie, eccetera, e spesso alla base di tutto c'è una malattia infettiva in età pediatrica. Non vedo la diapositiva slide. Che adesso dovrebbe arrivare. Chi le causa? Ecco, le malattie infettive sono delle patologie causate da dei microorganismi appunto patogeni, che possono essere di varia natura, possono essere dei batteri, possono essere dei virus, per esempio batteri come quelli che colpiscono la gola, come lo Streptococco pyogenes, che è l'unico batterio che va tra l'altro curato con l'antibiotico per quanto riguarda la gola. Ci sono batteri che causano polmoniti, che causano infezioni urinarie. In età pediatrica in realtà la gran parte delle malattie infettive vede una causa virale, dal banale virus del raffreddore al virus dell'influenza che sta circolando in modo estremamente preponderante già in questo periodo, al Covid di cui abbiamo recente esperienza in tutte le età, le gastroenteriti per esempio. Quindi alla base di tantissime malattie infettive, in particolar modo in età pediatrica, ci sono i virus. Poi abbiamo anche delle altre patologie come degli altri patogeni, quindi per esempio dei funghi, che in età pediatrica sono abbastanza rari, salvo in pazienti estremamente compromessi, cioè dove il sistema immunitario non funziona molto bene, ma abbiamo anche dei protozoi, certo più prevalenti se facciamo dei viaggi internazionali. Mi viene in mente per esempio la malaria, e poi abbiamo anche dei parassiti e questi sì sono frequenti in età pediatrica, i famosi vermi intestinali che noi possiamo avere in questi bimbi, che poi si manifestano poi con per esempio prurito, con dolore a livello perianale. I genitori spesso si spaventano perché vedono proprio il vermino che fuoriesce ecco, dalle varie cavità, e quindi insomma sono tantissime le cause, e quindi sono tantissime anche le malattie che possono essere generate. Come dicevo, sono tra le patologie prevalenti in età pediatrica, causa di tantissimi ricoveri e di tantissimi accessi nei pronti soccorsi pediatrici. Qui vediamo anche quali sono le caratteristiche principali. Che cosa ci può dire, dottore? Beh, sicuramente la caratteristica più importante direi è proprio la trasmissibilità, che è anche il motivo per cui c'è questa grande diffusibilità delle patologie infettive, no? Le malattie infettive sono trasmissibili in vari modi, possono essere trasmesse da persona a persona tramite varie modalità, per esempio la via respiratoria, no? Che è quella più comune probabilmente anche in questo periodo dell'anno, ma possono essere trasmesse anche tramite contatto, possono essere trasmesse tramite oggetti, possono essere trasmesse non solo da persona a persona, ma anche da vettori, come per esempio degli animali, come per esempio le zanzare, ecco, come sono tipicamente vettrici di alcune patologie, o le patologie trasmesse da zecca. Diciamo che sono più in varie zone d'Italia ci sono tante malattie anche trasmesse da zecca. Quindi sicuramente la trasmissibilità è una di queste caratteristiche, direi forse la più importante. Sicuramente sono delle patologie poi che possono essere curabili, ma anche prevenibili con diverse modalità che poi vedremo successivamente. Hanno anche un periodo di incubazione, come abbiamo detto, e quindi tra il contagio e la comparsa dei sintomi intercorre insomma, un periodo certo. Di è classico delle patologie infettive avere anche un periodo di incubazione che può essere diverso da patologia a patologia. Ecco,
Cambiamento climatico, inquinamento, ne parliamo spesso, possono essere alcune delle cause che possono influenzare in qualche modo le infezioni in età pediatrica, oppure non c'è riscontro da questo punto di vista? Il cambiamento climatico è una cosa molto importante che porta con sé tutta una serie di definizioni. Per esempio il cambiamento climatico consente lo spostamento e la migrazione di tantissimi animali che possono diventare vettori di patologie, animali che magari fino ad ora non c'erano, fino a pochi anni fa non c'erano. Beh, se pensiamo all'ambiente marino, sicuramente siamo consapevoli che i nostri mari vengono popolati da pesci, granchi blu e tutta una serie di animali che prima non c'erano e che possono essere vettori non tanto di patologie infettive in questo caso, però il cambiamento climatico fa spostare anche per esempio gli uccelli che portano insieme una serie di patogeni che possono essere trasmessi in modo differente, ma mi viene in mente anche, parlavamo prima, accennavamo alle patologie trasmesse da zecca che un tempo erano abbastanza rare, sono più prevalenti delle aree montane da cui io vengo, da cui provengo, mi sono sempre occupato anche di patologie trasmesse da zecca e noi abbiamo i caprioli che ci vengono davanti a casa, quindi logicamente trasportano le zecche che trasportano a loro volta determinate patologie infettive. In montagna in questo periodo pensiamo anche al lupo che sta arrivando, no, in tantissime zone, non abbiamo ancora conoscenza se realmente questo possa essere vettore di determinate patologie pericolose per l'uomo, ma sicuramente ne fa parte. Sicuramente prima parlavamo di zanzare, ci sono delle zanzare che vengono portate proprio da questi uccelli migratori e che ultimamente anche in Veneto stanno portando parecchie patologie infettive, ne abbiamo sentito parlare, si chiamano arbovirosi, sono delle malattie trasmesse appunto da virus come per esempio lo Zika virus, la chikungunya, la dengue, che sono patologie tipicamente, la West Nile, tipicamente delle zone tropicali ma che stanno sicuramente arrivando anche nelle nostre zone. Per quanto riguarda poi invece la questione dell'igiene a livello globale, direi che nelle nostre zone non è una cosa così importante, non è così una novità, ecco, ma il cambiamento climatico e il riscaldamento della temperatura sicuramente porta a questa migrazione soprattutto a questo livello animale, diciamo. Infatti il concetto, poi ne parleremo dopo quando chiacchiereremo di antibiotici, di One Health, cioè la salute globale. Cosa vuol dire salute globale? Non pensare solamente alla singola persona, ma a tutto quello che ci sta intorno, quindi dalla salute animale, dall'utilizzo degli antibiotici negli animali, eccetera, i cortisonici che vengono utilizzati, e questo va sicuramente ad influire anche sulla nostra salute. È un tema insomma che va ad ampliarsi naturalmente, soprattutto con le questioni che abbiamo citato poco fa. 0422 1628 332 il numero per intervenire, siamo rigorosamente in diretta e quindi attendiamo una vostra telefonata, una domanda, una curiosità da porre al dottor Nicolini. Passiamo a questa slide, dottore, che ci parla dell'importanza delle malattie infettive in età pediatrica. Perché sono così importanti? Ma in questa slide è ben descritto che ci sono una serie di problematiche dovute alla vulnerabilità del paziente pediatrico. In particolar modo, come vediamo proprio scritto nella diapositiva, il primo punto è il sistema immunitario immaturo. Infatti il sistema immunitario, che è quel sistema, quell'apparato del nostro organismo in grado di difenderci proprio dalle infezioni, tra le altre cose, non è ancora così sviluppato. Quindi i bambini, lo sappiamo, l'età margine della vita, quindi l'età pediatrica e l'età geriatrica, sono proprio l'età più a rischio, dove il sistema immunitario da un lato non si è ancora sviluppato e dall'altro invece è, diciamo, progressivamente si va a ridurre. Quindi i bambini ed anziani sono sicuramente maggiormente esposti ad un rischio infettivo proprio perché il sistema immunitario o non funziona ancora bene o ahimè sta finendo di lavorare molto bene. Di fare la sua funzione. Di fare la sua funzione, per cui logicamente potremo avere delle malattie che possono diventare più gravi, possono diventare più severe. Ecco, nelle età estreme della vita, così come anche nel paziente fragile. Il secondo punto che c'è nella diapositiva... Gli ambienti ad alta trasmissione e quindi insomma i bambini trascorrono tanto tempo a contatto con altri bambini. Anche questo è molto importante, proprio perché chiaramente prima parlavamo di contagio e di periodo di incubazione, quindi dove i bambini abbiamo la presenza negli asili, nelle scuole materne, nelle scuole elementari,
via via il bambino diventa più grande, via via il sistema immunitario diventa più maturo, ma soprattutto via via il bambino comincia a avere anche dei rapporti meno a contatto con questo tipo di comunità. Ricordiamoci inoltre che il tempo di incubazione di cui accennavamo prima è molto importante all'interno degli asili. Spesso i genitori si arrabbiano, no? Perché uno dice: ma io ho portato il mio bambino che stava bene, improvvisamente sono tutti ammalati, che cosa succede? Dobbiamo ricordarci che una malattia infettiva, quando il sintomo si sviluppa, in realtà era già in incubazione da qualche giorno, a seconda del tipo di patologia, e per cui che cosa succede? Che logicamente il bambino, quando ha una patologia in incubazione, può essere che sia già contagioso, per cui nel momento in cui ovviamente si ammala tutto l'asilo, logicamente sappiamo che purtroppo non è, ahimè, colpa del singolo bambino che spesso viene etichettato come untore eccetera eccetera, ma logicamente la trasmissibilità delle malattie infettive in questi ambienti, in queste comunità chiuse, diventa estremamente importante. E poi, come vediamo, anche le abitudini comportamentali, che non è mai abbastanza ripeterle, quindi certo, insomma favoriscono la diffusione. Il bambino si mette le mani in bocca, ha una scarsa igiene personale, non perché, ma perché ancora non è in grado di tenersi in igiene da solo, ci mancherebbe altro, e proprio per i contatti ravvicinati di cui parlavamo prima all'interno di queste comunità. Poi c'è anche una seconda diapositiva che ci parla delle vaccinazioni, dell'importanza delle vaccinazioni per prevenire le malattie infettive, perché il sistema immunitario, che nasce come, io lo definisco sempre un armadio vuoto, dove all'interno noi dobbiamo poi riempire a seconda delle varie acquisti che facciamo, no? Ci compriamo un paio di calzini, ci compriamo una sciarpa, ci compriamo un cappello. Se noi facciamo finta che questi siano gli anticorpi, l'armadio alla nascita è vuoto e abbiamo diversi modi per andare a fare questi acquisti: o veniamo in contatto con la singola patologia infettiva, che spesso ci dà la produzione di questi anticorpi che rimangono vita naturale durante, non sempre assolutamente, oppure abbiamo la possibilità per alcune patologie di acquistare senza venire in contatto direttamente con il patogeno, ma venendo in contatto con la vaccinazione, che ci protegge, ci dà appunto un'immunità a volte duratura, a volte che deve essere poi ristimolata. E poi insomma leggiamo che anche alcune infezioni influiscono o possono influire sulla crescita e lo sviluppo dei più piccoli. Sì, sicuramente questo è uno dei motivi per cui sono importanti le malattie infettive. Si collega al punto successivo, dove si parla delle protezioni delle fasce più fragili, perché logicamente poi prevenire una patologia infettiva fa sì che questa patologia infettiva non venga diffusa anche all'interno della comunità. Allora, prima parlavamo dell'anziano. È tipico il contatto tra il nipotino e il nonno, no? Per cui noi, riuscendo a prevenire le malattie infettive nel bambino, riusciamo a far sì che anche le fasce più fragili, come appunto l'età anziana, riesca a essere più protetta, proprio perché il bambino non contagia poi il nonno, così come le donne in gravidanza, e quindi logicamente andando a prevenire le patologie infettive già in età pediatrica riusciamo in qualche modo a proteggere un po' tutta la comunità. Certo, esistono dei bambini che hanno un rischio maggiore rispetto ad altri di sviluppare infezioni batteriche, cioè bambini un po' più ad alto rischio rispetto ad altri bambini? Certo, allora il sistema immunitario è fatto di diversi pezzi, diciamo, per essere, no, come se noi avessimo diversi cassetti nel famoso armadio di cui parlavo prima. Alcuni cassetti sono pieni di anticorpi che ci servono contro i batteri, altri contro i virus, per cui ogni parte del sistema immunitario potrebbe essere più fragile. Potrebbe essere più fragile o per qualche patologia congenita, esistono proprio delle malattie che colpiscono il sistema immunitario, quindi il bambino diventa immunodepresso, oppure potrebbe aver avuto nella sua anche breve storia delle altre patologie. Per esempio i bambini prematuri nascono con un sistema immunitario come tutto il resto, voglio dire, il polmone un po' più fragile, l'intestino un po' più fragile, anche il sistema immunitario nasce più fragile, per cui logicamente il bambino prematuro fa parte delle categorie ad alto rischio. Lo vedremo dopo quando parleremo di prevenzione, di una prevenzione molto particolare che fino a poco tempo fa si faceva solo nei bambini prematuri, adesso è stata estesa un po' a tutti i nuovi nati. Poi ci sono pazienti che hanno delle altre patologie che dipendono proprio da patologie degli organi che colpiscono il sistema immunitario, che fanno lavorare il sistema immunitario. Mi viene in mente il bambino che per qualche modo non ha la milza. Il bambino che non ha la milza è esposto a malattie batteriche proprio più facilmente di altri bambini. Ovviamente anche il bambino in cui c'è una malattia che va ad indebolire il sistema immunitario. Mi vengono in mente tutte le patologie che per fortuna in età pediatrica non sono così comuni, ma le patologie neoplastiche, dove il paziente deve assumere un ciclo di chemioterapia e lì il sistema immunitario è un po' ridotto ai minimi termini. Quindi tutti i bambini dove il sistema immunitario non è
così perfettamente funzionante sono più a rischio di patologie o batteriche o virali, a seconda della parte del sistema immunitario, del cassetto del sistema immunitario che è maggiormente colpito. Ma ci sono dei segnali un po' precoci che ci possono far capire se il nostro bambino sta per avere la massima, insomma, esposizione di una infezione, di una malattia infettiva, oppure lo sappiamo, lo scopriamo solo nel momento in cui si manifestano i sintomi? Ma no, servirebbe una sfera di cristallo, la bacchetta magica anche a noi tante volte, quindi in realtà no, noi possiamo sapere che ci sono degli altri bambini che hanno avuto quel tipo di patologia, per esempio nell'asilo. Infatti tante volte le maestre scrivono, no, fuori c'è stato un caso di varicella, c'è stato un caso di malattia mani, piedi, bocca, eccetera, in modo tale che però tante volte, come dicevo prima, a quel punto voglio dire, i buoi sono già scappati, insomma, ecco, cioè non si riesce a fare prevenzione così tardiva, così last minute, diciamo, e quindi in realtà dobbiamo aspettare il sintomo, ma senza ansia, insomma, ecco, anche perché il sintomo classico della malattia infettiva è quello che spesso spaventa tutti i genitori, che è la febbre. E qui volevo arrivare, perché la febbre è il sintomo più comune e più frequente e insomma molte mamme, molte papà immagino che le possano chiedere: come faccio a capire se la febbre di mio figlio è una febbre passeggera, quando invece mi devo preoccupare? Come anche lì c'è qualche stratagemma per intuirlo? Anche qui a volte dovremmo essere dotati di sfera di cristallo, bacchetta magica o ottima capacità di convincimento, perché la febbre effettivamente è un po' il sintomo che spaventa di più i genitori, anche perché ci sono tante cose che si dicono anche a livello popolare riguardo alla febbre e che in realtà sono dei falsi miti che vanno appunto un po' smitizzati, sfatati, no? L'idea per esempio che la febbre alta, più è alta più la malattia è severa. Questo è un falsissimo mito. Ci sono delle malattie infettive con una temperatura quasi subfebbrile, no? Cioè con una febbricola, ma che possono essere molto severe. Mi viene in mente la tubercolosi su tutte, no? La tubercolosi è una malattia molto severa dal punto di vista della trasmissione, della severità dei sintomi, del trattamento, ma spesso hai 37,2, 37,3, voglio dire, ecco, al massimo, eppure la malattia è grave. Ci sono malattie stupidissime, stupidissime dal punto di vista dell'esito, della guarigione, come per esempio la mononucleosi infettiva, che è quella che fa 40 di febbre, 41 di febbre, che nonostante la febbre sia elevata, non ha assolutamente nessun tipo di ricaduta. Perché dico questo? Perché in realtà noi dobbiamo ricordarci che la febbre ci fa capire che il nostro sistema immunitario funziona. Il bambino che non ha un sistema immunitario funzionante, di cui parlavamo prima, spesso e volte non ha la febbre. La febbre innesca tutta la cascata di infiammazione, la produzione degli anticorpi e di altre cellule che vanno a distruggere batteri e virus. Per cui io per assurdo la ribalto ovviamente in modo un po' provocatorio, ma se il mio bambino ha la febbre io sono felice, dovrei essere felice. Ci sono degli studi che dimostrano che il bambino che non assume antipiretici guarisce prima, se è una patologia a risoluzione spontanea ovviamente, come tutte le malattie virali che guariscono fondamentalmente da sole, il mio bambino guarisce prima che se io gli do gli antipiretici di cui magari parleremo tra poco, quindi il paracetamolo e l'ibuprofene, perché il sistema immunitario lavora bene. Tante volte, soprattutto nel bambino piccolo, noi abbiamo la paura che la febbre alta porti alla convulsione febbrile, che è una manifestazione sicuramente molto importante che colpisce molti genitori, quando in realtà è proprio la variazione improvvisa di temperatura che porta, e non necessariamente chiaramente in tutti i bambini, ad una convulsione febbrile. Quindi la febbre alta non ci deve spaventare, così come non ci deve spaventare e non ha senso visitare un bambino che ha la febbre da un'ora, 2 ore, mezz'ora. Invece noi spesso volentieri, noi e i pediatri del territorio, ci troviamo a dover spiegare tantissime volte questo concetto ai genitori che vorrebbero immediatamente una risoluzione al sintomo febbre. Per motivi ovviamente comprensibili, lo capiamo tutti. Certo, la febbre spaventa sempre un genitore. La febbre spaventa, non sappiamo poi chiaramente il bambino che ha la febbre, non è che se lo possiamo portare dietro al lavoro, non lo possiamo portare all'asilo, ci sono tutta una serie di implicazioni anche socioculturali importanti. Ma
Per noi medici è un problema quando ci portano un bambino che ha la febbre da mezz'ora, perché i sintomi non sono evidenti, la diagnosi diventa molto più difficile e spesso non è una diagnosi definitiva. Quindi il concetto importante è che non dobbiamo avere paura della febbre, che è chiaramente il sintomo più importante e più rappresentativo proprio ed esordio, diciamo, delle patologie infettive, di quasi tutte le patologie infettive, che poi si declinano invece con tutta una serie di altri sintomi a seconda dell'organo che poi può venire più o meno interessato. Chiaramente se noi abbiamo mal di gola penseremo ad andare a cercare che cosa ci può essere in gola, se avremo la tosse andremo a cercare cosa ci può essere nei polmoni, se brucerà quando facciamo la pipì andremo a vedere se il nostro bambino può avere un'infezione urinaria. Ma la febbre è proprio la cosa che porta più facilmente i genitori in pronto soccorso dal proprio pediatra per dire cosa ha mio figlio e cosa posso fare. Se parliamo di febbre, tutte le linee guida infatti non ci dicono tratta la febbre perché così risolvi l'infezione, ma ci dicono tratta la febbre quando il bambino presenta un importante discomfort, quindi quando non sta bene, quando non riesce a giocare, non si riesce ad alimentare, è fastidioso, ha chiaramente anche del dolore, allora noi utilizziamo degli antipiretici. Quindi rassicuriamo mamma e papà a casa, la febbre è un buon segnale sostanzialmente, poi naturalmente da indagare. E quindi quali sono gli strumenti che hanno a disposizione i medici per fare una diagnosi che possa essere accurata nel caso appunto di malattie infettive pediatriche, e lo vediamo riassunto in questa diapositiva. Sì, al di là di quello che è una buona anamnesi ed un buon esame obiettivo che deve rimanere sempre il cardine, tantissime volte chiacchierando con i genitori noi scopriamo già quale può essere la causa di questa patologia, sia che lavoriamo sul territorio, quindi i pediatri di libera scelta, sia che lavoriamo in ospedale, abbiamo una serie di aiuti. Per esempio abbiamo dei marcatori di infezione, di infiammazione che ci aiutano a capire, non sempre, non in tutti i casi, chiaramente sempre in modo, come dire, ci guidano ma non è che ci danno la risposta definitiva, se la nostra patologia infettiva è batterica o virale, e questo è già importantissimo. Il più classico marcatore di infiammazione e di infezione si chiama PCR, cioè proteina C reattiva. Ci sono dei test molto facili che noi possiamo utilizzare, che sarebbe auspicabile che potessero essere presenti un po' in tutti quelli che sono i setting dove ci occupiamo di patologie pediatriche, e che ci discrimina abbastanza bene e quasi in tutti i casi se la malattia è batterica o virale, perché se la malattia è virale noi rassicuriamo i genitori in quanto sappiamo che la patologia virale autolimita, guarisce da sola con il tempo, utilizzando dei sintomatici come appunto gli antipiretici eccetera, mentre nella patologia batterica per noi è molto importante proprio perché a quel punto dobbiamo capire dov'è la sede e quali possono essere i patogeni implicati, i batteri implicati per una scelta adeguata di una terapia antibiotica, argomento di cui chiacchiereremo dopo. Poi ci sono anche degli altri, diciamo, test che ci possono aiutare, che sono dei test rapidi che ci portano anche verso una diagnosi di sospetto. Per esempio ci sono dei test rapidi che ci dicono se c'è quel famoso streptococco in gola di cui parlavo prima, unico batterio, unica patologia del cavo della gola, che va trattata con una terapia antibiotica. Ne vediamo nella diapositiva degli esempi. Ci sono dei test rapidi che ci dicono se c'è per esempio il virus del raffreddore, il virus dell'influenza, se c'è il Covid, se c'è il virus respiratorio sinciziale di cui magari parleremo dopo. E poi ci sono dei test anche più avanzati che possiamo vedere nella diapositiva successiva, che sono dei test in biologia molecolare, sono dei test che si fanno questi soltanto in ospedale e che ci danno proprio il nome e il cognome del virus che può avere il bambino, e questo ci risparmia tantissime terapie antibiotiche inutili. Se scorriamo la diapositiva dovrebbe esserci rappresentata una figura appunto dove vediamo questi pannelli con tutti i virus che ci vengono proposti e che ci aiutano molto poi nella cura.
Oltre a questi test rapidi abbiamo anche tutta una serie di diagnostiche di imaging, per esempio l'ecografia che sta prendendo sempre più piede, ma giustamente come hai ricordato nella diapositiva ci sono i test colturali che sono quelli classici. I test colturali classici sono prendo la pipì e l'analizzo per vedere se c'è un batterio. La differenza dai test rapidi è che i test rapidi sono per definizione rapidi, mentre un test culturale ci mette almeno un paio di giorni a darci il risultato, come l'emocoltura, quindi andiamo a capire nel sangue se c'è un batterio o meno. Il vantaggio di questi test culturali classici è che poi, oltre a darci il nome e cognome del batterio, ci dicono anche se la terapia antibiotica funziona o non funziona e quale è la migliore terapia antibiotica. E poi dicevo, come adiuvanti ci sono appunto le immagini, le radiografie, le ecografie e poi delle indagini più avanzate, lo sappiamo, la TAC, la risonanza magnetica in alcuni casi particolari. E poi non c'è da dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che in questo momento ci sta portando ad aiutarci con degli algoritmi, con delle app, con dei test che ci danno, a seconda del tipo di sintomi, ci aiutano a capire se effettivamente propendiamo più per una patologia batterica o una patologia virale, per esempio. Ecco, ci sono tutta una serie di piattaforme che ci guidano anche verso l'adeguato uso degli antibiotici, anche questo argomento di cui poi chiacchiereremo dopo. Che sviluppo potrebbe avere, per esempio, l'utilizzo di queste tecnologie dell'intelligenza artificiale nel vostro campo? Sicuramente si aprirà un mondo nuovo. Si sta già aprendo un mondo. Abbiamo anche di recente con la Società Italiana di Infettivologia Pediatrica, di cui faccio parte, pubblicato un articolo molto importante sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nelle patologie infettive in età pediatrica. È un mondo che sta iniziando e che va, io dico sempre, va surfato, cioè dobbiamo cavalcarlo, non possiamo rimanere indietro, perché anche i genitori usano l'intelligenza artificiale e tante volte questo può essere un aiuto, ma come ci rendiamo conto può anche essere un impiccio, non perché anche i genitori possano studiare, ma perché quando si dà un'arma in mano ad una persona deve anche saperla utilizzare, quindi non sempre è semplice. Stiamo vedendo tutta una serie di sviluppi dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina meravigliosa. Ripeto, qui sarebbe veramente molto lungo chiacchierarne, ma ci aspettiamo grandi cose. Ripeto, bisognerà fare un'adeguata informazione per sapere come utilizzare queste nuove tecnologie. Molto velocemente, prima di andare in pubblicità, abbiamo quest'ultima diapositiva, scritta molto in piccolo, però insomma con gli ultimi strumenti diagnostici. Se vuole aggiungere qualcosa, dottore? No, questo è proprio il riassunto di quello che ho detto fino adesso ed effettivamente scritta in molto in piccolo, ci dà poi, se da casa la vogliono trattenere, il campione, i tempi di risposta, eccetera, ma serve solamente per dire che fare diagnosi di malattie infettive, fare diagnosi è difficile. Non basta leggere su Google o su Facebook cosa potrebbe essere o cosa non potrebbe essere. Tutti questi strumenti devono aiutare delle persone che hanno studiato, che hanno una laurea in medicina, che hanno una specialità, insomma, e che sanno interpretare una sintomatologia, che sanno usare questi esami che ci aiutano moltissimo, ma che, come dicevo anche prima, dati magari in mano sbagliate, fanno vedere semplicemente una parte di quella che può essere la realtà. Invece tante volte, ecco, noi dobbiamo anche affrontare dei discorsi proprio in cui spieghiamo il perché di determinati atteggiamenti, lo vediamo, insomma, senza fare ovviamente nessun tipo di polemica in merito, ma gli strumenti diagnostici aiutano, ma non sono la risposta. Inserire un sintomo su Google non fa di te un medico. Ecco, informarsi sul web ha sempre, insomma, i suoi pro e i suoi contro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero qualche minuto, poi torniamo a parlare di questo tema tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora il nostro approfondimento dedicato alla salute, in particolare il tema di oggi sono le patologie infettive in età pediatrica. Ce ne sta parlando il dottor Gian Giacomo Nicolini, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria all'ospedale di Conegliano. Abbiamo parlato, abbiamo fatto una carrellata, cosa sono le malattie, qual è la diagnosi, come si fa a fare la diagnosi. Adesso le chiedo come si fanno a curare queste malattie infettive che spesso giustamente mettono in allarme mamme e papà. E lo vediamo con questa diapositiva che ben riassume, ecco, il tema.
Come potete vedere in questa diapositiva si inizia con le terapie di supporto. Perché le terapie di supporto? Perché in realtà spessissimo le malattie infettive, come dicevo prima, sono causate da virus e quindi in realtà non esiste una vera cura. Gli antivirali che noi abbiamo a disposizione sono in realtà pochi, spesso non funzionano granché bene e quindi noi dobbiamo supportare il bambino nelle sue funzioni vitali. Se un bambino è affetto da una patologia respiratoria e fa fatica a respirare, noi gli somministriamo l'ossigeno, per cui l'ospedale rispetto magari al pediatra del territorio ci aiuta in questo, perché possiamo avere delle armi che chiaramente ad un certo momento sul territorio non abbiamo più, così come l'idratazione, che può essere un'idratazione orale se il bambino non vomita, ma deve diventare per via endovenosa nel momento in cui per esempio il bambino vomita. In questa diapositiva sono scritti anche gli antifungini, gli antiparassitari, tutte delle terapie anche particolari, delle terapie speciali, ma quello che è proprio importante e fondamentale, che a me piacerebbe venisse ritenuto, è se la malattia è virale non si deve dare nessun antibiotico, neanche dopo 3 giorni di febbre, perché non è che i 3 giorni di febbre fanno entrare poi nel campo dell'utilizzo dell'antibiotico, che spesso è un po' il pensiero. Tanti genitori sono soliti autosomministrare un antibiotico anche dopo il terzo giorno della febbre, niente di più sbagliato, ma noi dobbiamo prescrivere un antibiotico nel momento in cui siamo certi o fortemente sospettiamo che alla base ci sia una malattia batterica. Nelle terapie di supporto chiacchieravamo prima degli antipiretici, che in età pediatrica sono fondamentalmente solamente 2, il paracetamolo e l'ibuprofene. Il paracetamolo lo possiamo usare fin dalla nascita, l'ibuprofene lo dobbiamo utilizzare sopra i 3 mesi. In questa diapositiva si vedono delle dosi che poi il vostro pediatra vi aiuterà a dettagliare in millilitri, perché qui chiaramente è scritto il milligrammo chilo, cioè quindi una cosa un pochino più difficile da mettere in pratica, ma vediamo anche che sono differenti gli intervalli tra le dosi tra il paracetamolo e l'ibuprofene, con delle dosi massime da poter raggiungere al giorno. Sono gli unici 2 farmaci che hanno lo stesso tipo di scopo. Il paracetamolo dovrebbe essere sempre il primo farmaco con cui noi trattiamo il sintomo febbre. E successivamente, l'abbiamo accennato poco fa, l'uso degli antibiotici e la resistenza batterica. Vediamo delle scritte in inglese, ma insomma ci aiuta, dottor Nicolini, a fare un po' di chiarezza, perché come si decide effettivamente se un bambino ha bisogno di un antibiotico oppure no, e mai autosomministrarlo? Assolutamente, questa è una diapositiva molto complicata, ma che mi serve semplicemente per raccontare al pubblico che la resistenza batterica sta diventando enorme. Entro i prossimi anni purtroppo ci saranno tantissime, ci sono già malattie batteriche che non possono essere curate con gli antibiotici per tantissime cause. Il concetto di cui parlavo prima di One Health, vediamo alcune foto che ci possono ricordare, no? Vedete la mucca, quindi l'utilizzo di antibiotici negli animali, i viaggi internazionali, la qualità del cibo, eccetera, ma in rosso quello che vedete è proprio l'inappropriato uso della terapia antibiotica, la sovraprescrizione della terapia antibiotica e l'incapacità dell'adeguato utilizzo dell'antibiotico, perché l'antibiotico è quella cosa che tante volte dici ma prendi un po' di antibiotico, ma saper utilizzare un antibiotico è una cosa difficilissima e va utilizzata semplicemente da personale esperto in terapia antibiotica e che prescrivono una terapia antibiotica mirata o sospetta tale per un determinato tipo di patogeno in un determinato organo. L'antibiotico che userò per curare una gola sarà diverso dall'antibiotico che utilizzerò per curare un'infezione urinaria, piuttosto che una polmonite batterica, piuttosto che anche una meningite batterica. Quindi logicamente l'utilizzo adeguato dell'antibiotico è una cosa molto molto importante su cui io stresso parecchio, perché è sempre una lotta. Il genitore spesso ti chiede l'antibiotico, dopo i 3 giorni di febbre diamogli la terapia antibiotica. No, la terapia antibiotica va data solamente in modo molto risparmiato, diciamo così, quando la malattia è sicuramente batterica o fortemente presunta tale. La loro gestione deve prevedere e richiedere una competenza medica, ma anche una comprensione molto approfondita del tema, mi sembra di capire. Assolutamente. Assolutamente non possiamo inventarci di saper prescrivere antibiotici, come ognuno dovrebbe sapere fare il suo mestiere, alla fine rimane sempre un po' quello, no? Quindi l'infettivologo è in teoria il soggetto deputato al miglior uso della terapia antibiotica, perché è colui il quale studia gli antibiotici, diciamo, dal giorno in cui inizia la specializzazione. Che cosa vediamo riassunto invece in questa slide, che ha tantissimi numeri e città anche?
Sì, ecco, in questa diapositiva, una diapositiva del Centro Europeo delle Malattie Infettive, questa è una diapositiva generale, ci fa capire che in realtà non solo in età pediatrica ma anche nell'età adulta c'è un abuso di antibiotici in modo importantissimo. L'Italia, che è quella all'interno del quadratino del rettangolo rosso, si posiziona molto molto male. Quella non è una graduatoria, non è un podio, ma se andiamo a leggere i numeri ci dice che noi stiamo peggiorando e aumentando ogni anno, negli ultimi anni, del 6% in più dell'anno precedente l'utilizzo di antibiotici, quando a livello europeo ci viene richiesto entro il 2030 di ridurre del 18% l'utilizzo degli antibiotici. È una mission impossible alla Tom Cruise, quindi purtroppo dobbiamo stare veramente molto attenti, perché questo è lo studio che ci racconta un pochino, diciamo così, quello che è l'abuso di antibiotici o la incapacità di utilizzare gli antibiotici in età adulta, ma ci dovrebbe essere una diapositiva successiva, ecco, che possiamo mandare ancora avanti, che ci fa capire che questa problematica avviene anche a livello pediatrico. Questo è uno studio che io ho coordinato diversi anni fa in diverse città italiane, come vediamo, con una serie di ospedali pediatrici più o meno grandi, e dove abbiamo dimostrato che purtroppo sia negli ospedali e anche poi l'abbiamo dimostrato sul territorio, ahimè, anche in età pediatrica non siamo molto bravi ad utilizzare gli antibiotici, spesso li prescriviamo in modo esagerato e spesso in modo inappropriato, e spesso proprio per patologie infettive virali che guarirebbero comunque da sole. Come a me piace dire sempre, con l'antibiotico guariamo in 7 giorni, senza in una settimana. Quindi si equivalgono. Senta, c'è uno scorretto uso degli antibiotici, lo abbiamo capito, ma abbiamo delle alternative all'uso degli antibiotici per curare i nostri bambini, e quale futuro si può prospettare da questo punto di vista? Sì, allora nella diapositiva che stavamo guardando adesso in realtà si dice che c'è un'elevatissima autoprescrizione di antibiotici. Questo noi vediamo che le colonne rosse sono quando il paziente si autoprescrive l'antibiotico. Questo è uno studio pediatrico, quindi vediamo che i genitori usano antibiotico senza che sia prescritto dal medico in percentuali veramente molto importanti, intorno al 20%. Ecco, invece credo che la domanda di cui stavamo parlando, anche questa diapositiva ci dice che effettivamente ci sono tutta una serie di raccomandazioni per cui viene detto a livello globale di non prescrivere gli antibiotici nelle malattie infettive, in particolar modo respiratorie, che sono quelle più utilizzate, che spesso più vedono la causa virale, mentre per quanto riguarda il discorso di che cosa fare per quanto riguarda le terapie, beh, sicuramente abbiamo proprio la necessità di fare molta formazione sulle terapie antibiotiche, utilizzare gli antibiotici quando e solo quando effettivamente sono davvero necessari, quindi per le malattie batteriche. E poi ci sono tutta una serie anche di altre come dire, terapie che noi possiamo utilizzare e che sono molto innovative. Credo che ci sia una diapositiva proprio che ci racconta questa. Ci sono per esempio delle cose strane come le terapie batteriofaghe, cioè noi utilizziamo dei virus che uccidono dei batteri selezionati senza dare noia alla flora batterica. Che spesso è quello che accade, no? Quando si utilizzano gli antibiotici. Bravissima, anche perché non è che se noi leggiamo batterio noi dobbiamo ucciderlo a tutti i costi. Ci sono tutta una serie di batteri nel nostro organismo che fanno parte di noi e che danno modo di non solo di convivere, ma fanno del bene, e si chiama microbiota, per cui noi tante volte non lo dobbiamo preservare questo microbiota, perché, che ne so, se io do un antibiotico per uccidere, tra virgolette, lo streptococco della gola, io so che tutti gli altri batteri del cavorale in quel momento succede un disastro, è come aprire tutte le gabbie dello zoo e sparare a tutti gli animali invece che sparare solamente a quello che stava facendo, beh adesso detta così pare pure brutto di sparare all'animale, insomma, ecco, rende l'idea, era per rendere l'idea. Certo. Quindi noi abbiamo anche delle terapie per esempio proprio basate sull'utilizzo del microbiota, cioè inseriamo dei batteri che cercano di riequilibrare il famoso zoo di cui stavo parlando in questo paragone che non era venuto benissimo. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di tecnologie nuove che noi stiamo cercando, che
che la ricerca sta cercando di sviluppare, proprio per far sì che questi antibiotici vengano risparmiati. Ne ho citate solamente alcune perché vediamo sennò... anche le molecole del sistema immunitario che vanno ad uccidere i batteri senza creare la Esattamente, resistenza. queste sono tutte tecnologie in via di sviluppo e che sono anche questa una tecnica di ingegneria genetica che serve a modificare addirittura il DNA delle cellule per rendere il batterio meno cattivo, meno resistente alla terapia antibiotica in atto. Del microbiota abbiamo già parlato da poco, e poi ci sono tutta una serie di vaccini di ultima generazione che si stanno sviluppando e che si stanno producendo, ma lo scopo è esattamente quello: usare gli antibiotici solo quando serve, usarli bene e non utilizzarli quando non serve. Ed ecco insomma che nell'ultima frase si legge insomma al fatto di avere un futuro in cui le tecniche di cura sono sicuramente più mirate, più personalizzate, e questo insomma è l'obiettivo a cui si tende. Certo, proprio per proteggere anche il microbiota dei bambini e per far sì che poi si possa arrivare a far sì che, perché poi non dimentichiamoci, il bambino diventa adulto, quindi tante volte noi diciamo no, sì, noi abbiamo fatto una terapia sul bambino, gli abbiamo dato 100 volte l'antibiotico, nel frattempo il bambino è diventato un adulto che porta in sé una flora microbica che diventa resistente anche quando dovrà, ahimè, fare anche delle terapie in futuro, quindi certo. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Parlando di prevenzione, ci fa degli esempi di come si possono prevenire le patologie infettive? In questa slide sono riassunti 4 pilastri che sembrano delle banalità, ma sono fondamentali. Sono fondamentali perché prevenzione si fa anche qua a tutto tondo, quindi le vaccinazioni ne abbiamo già un po' accennato e andremo via abbastanza veloci, ma diventa fondamentale l'igiene personale, e l'ambiente, lo stile di vita sano, e poi in bambini fragili, che era un po' l'argomento di cui chiacchieravamo all'inizio, ci sono anche delle tecniche per fare una profilassi mirata che adesso andremo a vedere. In questa diapositiva si vedono le classiche vaccinazioni che sono a disposizione, che fanno parte del calendario vaccinale vigente, sicuramente un calendario molto ricco, sicuramente però andiamo a creare proprio direttamente in quel famoso armadio del sistema immunitario di cui parlavo tutta una serie di cassetti già pre-riempiti che ci consentono di prevenire una serie di patologie molto gravi che porterebbero anche a diffusioni importanti. Nella foto che c'era in quella diapositiva era rappresentato un bambino con il morbillo, e non dobbiamo dimenticare che il morbillo, uno dice ma morbillo, di cosa stiamo parlando? Quest'anno ci sono stati 11 milioni di bambini colpiti dal morbillo, con anche tutta una serie di morti, se non ricordo male 95.000 morti tra bambini per il problema causato dal morbillo. Se non ci vacciniamo, se non arriviamo ad una percentuale vaccinale che è molto alta per coprire tutta la popolazione, cioè superiore al 95%, ahimè saremo destinati a vedere patologie che erano un po' scomparse o che qualcuno di noi, i miei colleghi più giovani, magari hanno solo studiato sui libri, che stanno riemergendo e che ricompariranno. E poi lo abbiamo detto, l'igiene personale e ambientale, con tutti questi insomma importanti accorgimenti. Certo, questo è un mondo che sembra banale ma che non lo è assolutamente, perché il lavaggio frequente delle mani, sappiamo anche per noi operatori sanitari, è la cosa più importante. Ci sono tanti studi che documentano come male ci laviamo le mani, insomma, ecco, quanti batteri rimangono attaccati lo stesso sulle nostre mani, per esempio sotto i nostri anelli, sotto i braccialetti, sulla cravatta che oggi porto, ecco. Ma che chiaramente non è una cosa che utilizzano i bambini. Sapere anche coprirsi bene il naso e la bocca durante gli starnuti, l'uso dei fazzoletti di carta adeguato, sapere di non condividere tante volte biberon, bicchieri posati, soprattutto nei bambini che chiaramente hanno patologie trasmissibili, ma così come la pulizia dei giocattoli, delle superfici a casa, nei luoghi dove ci sono i bimbi, l'arrangiamento dell'ambiente domestico e scolastico, e logicamente una cura particolare, in particolar modo nelle comunità come gli asili nido, dove i bambini sono ad altissima densità di rischio infettivologico di cui parlavamo. Lo stile di vita sano parte fondamentale. Fondamentale, parte da subito. Vedete che infatti io parlo dell'allattamento al seno, dove possibile, ovviamente nessuna mamma si deve chiaramente poi sentire in colpa se non ci riesce, ma l'allattamento al seno previene le infezioni respiratorie gastrointestinali, questo lo sappiamo benissimo, proprio per la trasmissione degli anticorpi materni, proteggendo i lattanti per molti mesi. Logicamente il favorire un sonno, che sembra una cosa scontata
scontata, ma non lo è assolutamente, e un'alimentazione equilibrata. Questo aprirebbe tutta una serie di altri capitoli, ma utilizzare cibi sani, senza zuccheri, che non ci siano i junk food, diciamo il cibo spazzatura, nutrire il proprio bambino non solo perché ha voglia di mangiare quel tipo di cibo perché altrimenti fa i capricci, insomma ecco, uno stile di vita è molto importante. Banalmente rimanere a casa se malati, perché ahimè purtroppo nella fretta di questo mondo tante volte non sappiamo dove portarlo questo bambino nel momento in cui si ammala, con i rischi di cui parlavamo prima. Ed una cosa molto importante, dobbiamo ricordarci, non l'ho detto prima, che un bambino non è guarito nel momento in cui non c'ha più la febbre, è solo finita la febbre. Pensi che nel bambino sotto i 5 anni di vita il sistema immunitario a riprendersi, diciamo così, ci mette circa 5 settimane, cosa che nessun genitore può permettersi di fare logicamente, ma non è nemmeno da stupirsi se un bambino che è guarito torna all'asilo e 3 giorni dopo si riammala. È una delle tipiche visite dei genitori: ah, ma il mio bambino ha avuto una ricaduta. No, se ne è presa una nuova, semplicemente perché è stato rimmesso in modo troppo precoce all'asilo in comunità per questa motivazione. E quindi il sistema immunitario va supportato in quella fase? Diciamo che il sistema immunitario si supporta benissimo da solo, dove intendo che non ci sono dei reali interventi farmacologici, c'è una diapositiva successiva a queste che ce lo fa vedere, che aiutino davvero il sistema immunitario a farcela da solo. Se vuole ne parliamo un attimino dopo, finiamo di parlare un pochino della profilassi. Certo. Ecco, in questa diapositiva parliamo del nirsevimab. Ci tengo molto perché se ricorda all'inizio parlavamo dei bambini prematuri e dei bambini fragili. Ecco, allora una delle patologie che adesso noi riusciamo a prevenire è la bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Fino a un paio d'anni fa avevamo un anticorpo monoclonale che si chiama palivizumab, che potevamo dare per costi eccetera eccetera solamente ai bambini fragili e che costava circa 5.000 euro a singolo paziente, non al paziente ovviamente, ma passato dal sistema sanitario nazionale, per cui si faceva una selezione molto importante dei bambini che potevano riceverlo. Adesso c'è questo nuovo anticorpo monoclonale che si chiama nirsevimab, che viene somministrato proprio dal 1° di ottobre fino a marzo in ospedale e poi dai pediatri del territorio per i bambini che sono nati comunque fuori dalla stagione epidemica, che si somministra per il primo anno di vita e che previene una delle patologie più severe che avviene nel primo anno di vita, che è la bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Dall'anno scorso abbiamo iniziato in Italia a somministrare il nirsevimab e abbiamo avuto una caduta di quasi il 90% dei ricoveri per bronchiolite, quindi questa è un'altra profilassi molto mirata, molto particolare. Come nella diapositiva sono ricordati anche eventuali profilassi antibiotiche, ma anche lì in bambini molto molto selezionati. E non fidatevi di Facebook, di Google, insomma di tutte quelle informazioni che si trovano nella rete. Questo era infatti il messaggio che dicevo prima: attenzione, perché i pediatri del territorio, i pediatri ospedalieri fanno una adeguatissima informazione, spendono moltissime energie per parlare con i genitori riguardo alla prevenzione. Non bisogna fidarsi appunto dei dottor Google o dei dottor Facebook. Abbiamo gli ultimi 2 minuti a disposizione, quindi dovremo andare un po' veloci, però insomma i temi li abbiamo trattati. Anche qui rinforzare il sistema immunitario, cosa fare, cosa non fare, falsi miti. Andiamo molto veloci perché ne abbiamo già parlato. Cosa funziona? Sono il sonno, l'alimentazione equilibrata, adeguata attività fisica, non esposizione al fumo passivo che c'era anche nella diapositiva precedente, le vaccinazioni, l'allattamento materno, il preservare il microbiota, l'igiene e il rispetto dei tempi appunto di recupero. Non portiamo il bambino subito. Mentre i farmaci, gli integratori, gli immunostimolanti generici, le vitamine, se non ci sono carenze vitaminiche, prodotti erboristici miracolosi o gli antibiotici dati per prevenire non vanno utilizzati perché il sistema immunitario se la fa da solo. Allora dottore, io so che lei è direttore, è stato nominato direttore dell'unità operativa complessa di pediatria a Conegliano da giugno di quest'anno, ma insomma la sua attività è iniziata un paio di mesi fa, forse discutevamo poco fa fuori onda. Un bilancio dei suoi primi mesi di lavoro all'interno di questa sua unità operativa e quali sono i progetti anche della pediatria di Conegliano? Sì, in merito al tema delle malattie infettive pediatriche, poi farò vedere dalla diapositiva un po', stiamo cercando proprio di lavorare con tutto il gruppo, che è un gruppo di medici e di infermieri, e con i pediatri del territorio, proprio per implementare l'uso adeguato delle terapie antibiotiche, cercare di lavorare tutti su queste tematiche e di uscire, diciamo, con le stesse soluzioni, in modo tale da far
capire che ci teniamo molto a questo tipo di argomento. I miei primi 2 mesi sono stati 2 mesi molto intensi, molto, come dire, sono travolto ogni giorno da tutta una serie di meravigliosi problemi da risolvere. Il gruppo è molto forte, le infermiere sono meravigliose, il gruppo di medici che ho e che è in sviluppo è veramente molto molto impegnato, molto volenteroso, c'è un grande entusiasmo in questa nuova mia e non solo mia avventura nel rilanciare la pediatria dell'ospedale di Conegliano. E per terminare con l'ultimissima proprio figura, proprio per questo tipo di interesse, come dicevo, io ho la fortuna di far parte del direttivo della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica e porteremo proprio a Conegliano il nostro corso, che è 2-3 anni che portiamo a spasso per tutta Italia, sull'uso adeguato, intelligente degli antibiotici in età pediatrica, il 27 e il 28 febbraio per medici di tutto il Veneto, ma chiunque voglia partecipare, pediatri e per infermieri pediatrici. È un po' il tema di cui abbiamo anche trattato in parte quest'oggi. E dunque siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Gian Giacomo Nicolini, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria all'ospedale di Conegliano. Grazie per la sua chiarezza, per la sua disponibilità ad essere qui oggi e averci dato qualche buona informazione per vivere un po' più con serenità, no? Le malattie infettive, le febbri, tutto quello di cui abbiamo parlato quest'oggi. Grazie a lei, Alicia, a chi mi ha invitato e a tutto il personale meraviglioso di questo staff. Grazie, grazie a voi di averci seguito da casa, da Alessandro Granziera a Tony Poli in regia. Vi lascio a Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e al film Proprio di fronte a me. Grazie e buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.